Va bene, vogliamo aprire la Bibbia, vogliamo leggere capitolo 59 di Isaia. Sono 21 versi, sembra lungo ma non è. Isaia capitolo 59, leggeremo dal primo verso e vi invito proprio, soprattutto il primo verso che leggeremo, a sottolinearlo, soprattutto nel cuore. Amen? Amen. A Dio la lode e la gloria. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera fra voi e il vostro Dio. Sono i vostri peccati quelli che gli hanno fatto nascondere il volto da voi per non darvi più ascolto, poiché le vostre mani sono contaminate dal sangue e le vostre dita dall'iniquità. Le vostre labbra proferiscono menzogna, la vostra lingua sussurra perversità. Nessuno muove causa con giustizia, nessuno la discute con verità. Si appoggiano su ciò che non è, dicono menzogne, concepiscono il male e partoriscono iniquità. Covano uova di serpente, tessono tele di ragno. Chi mangia delle loro uova muore, e l'uovo che uno schiaccia dà fuori una vipera. Le loro tele non diventeranno vestiti, né costoro si copriranno delle loro opere. Le loro opere sono opere di iniquità, nelle loro mani vi sono atti di violenza. I loro piedi corrono al male, ed essi si affrettano a spargere sangue innocente. I loro pensieri sono pensieri di iniquità. La desolazione e la rovina sono sulla loro strada. Non conoscono la via della pace e non c'è giustizia nel loro procedere. Si fanno dei sentieri tortuosi. Chiunque vi cammina non conosce la pace. Perciò la rettitudine è lontano da noi e non arriva fino a noi la giustizia. Noi aspettiamo la luce ed ecco le tenebre. Aspettiamo il chiarore del giorno, ma camminiamo nel buio. Andiamo tastando le pareti come i ciechi, andiamo a tastoni come chi non ha occhi, inciampiamo in pieno mezzogiorno come nel crepuscolo, in mezzo all'abbondanza sembriamo dei morti. Tutti quanti brontoliamo come orsi, gemiamo come colombe, aspettiamo la rettitudine ed essa non viene, la salvezza ed essa si allontana da noi. Poiché le nostre trasgressioni si sono moltiplicate davanti a te e i nostri peccati testimoniano contro di noi. Sì, le nostre trasgressioni ci stanno davanti e le nostre iniquità le conosciamo. Siamo stati ribelli all'Eterno e lo abbiamo rinnegato, ci siamo tirati indietro dal seguire il nostro Dio, abbiamo parlato di oppressione e di rivolta, abbiamo concepito e meditato in cuore parole di menzogna. La rettitudine si è ritirata e la giustizia è rimasta lontana, poiché la verità soccombe sulla piazza pubblica e la rettitudine non può entrarvi. La verità è scomparsa e chi si allontana dal male si espone a essere spogliato. L'Eterno ha visto e gli è dispiaciuto che non ci sia più rettitudine. Ha visto che non c'era più un uomo e si è stupito che nessuno intervenisse. Allora il suo braccio gli è venuto in aiuto e la sua giustizia lo ha sostenuto. Egli si è rivestito di giustizia come di una corazza, si è messo in capo l'elmo della salvezza, ha indossato gli abiti della vendetta, si è avvolto di gelosia come in un manto. Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere, il furore ai suoi avversari, il contraccambio ai suoi nemici. Alle isole darà la loro retribuzione, così si temerà il nome dell'Eterno dall'Occidente e la sua gloria dall'Oriente. Quando l'avversario verrà,
come una fiumana, lo Spirito dell'Eterno lo metterà in fuga. Un Redentore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe, che si convertiranno dalla loro rivolta, dice l'Eterno. Quanto a me, dice l'Eterno, questo è il patto che io stabilirò con loro, il mio spirito che riposa su di te e le mie parole che ho messo nella tua bocca non si allontaneranno mai dalla tua bocca, né dalla bocca della tua discendenza, né dalla bocca della discendenza della tua discendenza, dice l'Eterno, da ora e per sempre. Amen. Vogliate accomodarvi, gloria a Dio. Alleluia. Quando ho letto questo verso, mi sono soffermato sul primo verso, troppo bello. E ho detto, amen, Signore, grazie. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, ancora oggi. Dio non ha una mano corta, ma riesce ad allungarla. Quella mano benedetta giunge fino a noi perché Egli vuole benedire la nostra vita. Amen. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Grazie, Signore, che ascolti le nostre richieste. Amen. Amen. Alleluia. Come la sorella che ha testimoniato. Signore, aiutami. Salvami. Gloria a Dio. Semplice preghiera, ma una potente preghiera. Signore, aiutami. Salvami. Guariscimi. Amen. E abbiamo letto, il suo orecchio non è troppo duro per udire, ma c'è un ma. E poi segue una descrizione dell'umanità, della società, che posso dire rispecchia i giorni nostri. E soprattutto quando abbiamo detto dov'è l'uomo. E l'uomo dice dov'è Dio? Ma Dio dice dov'è l'uomo? Ma in senso largo, dov'è più l'umanità nell'uomo? L'uomo non ha più umanità. Diventato più simile alla bestia. Dio ci aiuti, perché noi come credenti abbiamo non solo l'umanità ma anche l'amore di Dio che è stato sparso nel nostro cuore, e dobbiamo fare la differenza in questa società dove non c'è luce. Vedete, abbiamo letto, si desidera la luce ma non c'è luce, brancoliamo come ciechi, camminiamo a tastoni, eppure la parola ci dice che Gesù è luce e in Lui non ci sono tenebre. Gloria a Dio. Ma l'umanità è il profeta che si fa portavoce di questa società 800 anni prima di Cristo. Siamo intorno a questo periodo, l'uomo non vuole proprio cambiare. Passano secoli, passano anni, ma l'uomo è sempre... Alleluia. Grazie a Dio che ha mandato il Figlio dell'uomo a ricordare a tutti gli uomini come bisogna essere uomo. Per questo Gesù veniva chiamato il Figlio dell'uomo, perché lui non c'era difetto alcuno, era l'uomo considerato perfetto, non c'è errore in lui. Ed è il servo che il padrone gradisce, servo perfetto, il figlio perfetto. E Dio lo ha pubblicamente testimoniato quando Gesù si è battezzato ai 30 anni. Ricordiamo questo episodio? Questo è il mio diletto figliuolo e in lui io mi sono compiaciuto. Amen. Amen. Ricordaci, Signore, come bisogna diventare uomini. Nel mondo c'è un concetto particolare di essere uomo, ma noi abbiamo un concetto preciso di essere uomo. Vogliamo somigliare a Cristo Gesù, vero uomo, poi anche vero Dio. Ma come vero uomo ci insegna come essere uomini. Parlo anche come essere donne. Insegna l'umanità all'uomo, ancora una volta, perché l'uomo ha perso l'umanità. Alleluia. Poi leggiamo che cosa? Che
Il profeta dice: sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera tra voi e il vostro Dio. Ed è la realtà. Il peccato è una barriera tra noi e Dio. Vi testimonio di una cosa bellissima, una mia esperienza, che ancora oggi la ricordo e qualche volta il Signore me la ricorda. Quando il Signore mi ha battezzato nello Spirito Santo, mi ha subito detto: ho rotto il muro. Ho rotto il muro. Non lo capivo, ma ero felice. A distanza di tempo ho capito qual era questo muro. Lui ha rotto il muro. E ogni tanto quando prego, lo Spirito Santo mi ricorda questa frase: io ho rotto il muro. Grazie a Dio, perché Dio fa crollare i muri. Amen. Dio ha mandato il suo figliolo Gesù per demolire ogni muro. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo essere credenti senza mura fra noi e Dio. Molti servono il Signore ma continuano a servirlo con questo muro. E allora si serve il Signore per inerzia, per abitudine, perché intellettualmente si ha consapevolezza che bisogna servire il Signore, ma c'è un muro nel profondo del cuore che Dio vuole abbattere. Amen? Amen. E questa mattina vogliamo dire con un cuore arreso: Signore, abbatti questo muro che ancora c'è dentro di me. Fa che niente e nessuno possa separarmi dalla tua presenza. Amen? E questa rottura, questo abbattimento di questo muro inizia quando noi confessiamo i nostri peccati al Signore. Inizia la demolizione di questo muro. Amen? Alleluia. E piano piano questo muro crolla. Gloria a Dio. Alleluia. Sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera fra voi e il vostro Dio. Sono i vostri peccati quelli che gli hanno fatto nascondere il suo volto da voi per non darvi più ascolto. Alleluia. Ma noi vogliamo dire: Signore, ascoltaci. Vogliamo arrenderci al Signore. Questo era un popolo duro, come ancora dura l'umanità. Quando parliamo del Signore riscontriamo durezza. Anche ieri sera tentavo di parlare del Signore. Siamo stati ospiti in una famiglia che conosciamo e la padrona di casa ci ha ricordato una sua conoscenza, un suicidio che è avvenuto in quella famiglia, un altro suicidio. E al marito che ascoltava gli dicevo: questo dipende da una sofferenza interiore. Le sofferenze esteriori sono visibili, no? Ma c'è una sofferenza interiore che nessun medico potrà mai curare. Solo Dio, che vuole entrare dentro di noi e ci ha fatti, può operare dentro di noi e risolvere questo malessere che non riusciamo a comprendere, a capire e ci tormenta. Vuoi appagarti in qualcosa e poi non ti appaga più e ti tormenti fino alla consumazione proprio interiore, finché il diavolo ti mette in testa: falla finita. E molti la fanno finita, specie in queste zone dove noi residiamo, abitiamo qui, la zona di Vittorio Veneto, ma anche nel Cadore, non pensate. E noi vogliamo dire: Signore, agisci. A me c'è un'umanità che perisce per mancanza di conoscenza, non ti conosce. Anche se hanno frequentato la scuola domenicale a volte da bambini, non vuol dire, non si conosce il Signore. Qualcuno è stato nella Chiesa Cattolica e mi dice: sì, ma io sempre da piccolo andavo in chiesa, alla messa, ma non ho mai conosciuto Dio in spirito. È verità. Non ha mai adorato Dio che è spirito.
e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Amen. E rimangono col loro tormento dentro nell'anima finché la fanno finita. Gloria al Signore. Alleluia. La descrizione è la nostra società. Uomini che meditano violenza. E quanta violenza. E queste guerre. Signore, fai cessare ogni guerra. Amen. Alleluia. Questa deve essere la nostra preghiera. E leggiamo pure: l'Eterno ha visto. Sapete quanti mi dicono: ma Dio non vede? Ma non vede Dio queste cose? Perché le fa fare, le permette? Dio vede. Ha visto, ti assicuro, Dio vede. E gli è dispiaciuto. È dispiaciuto il Signore per l'umanità che perisce. Ma Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figliuolo. E quando leggiamo in questo passo di questo patto che Dio fa di nuovo con l'umanità, questo patto è Gesù. In Lui c'è il patto della vita eterna, amen, della salvezza. Dio perdona, amen. Dio è salvezza e ha donato Gesù affinché chiunque crede in Gesù possa trovare salvezza e vita eterna. Questo è il patto. Ecco l'amore di Dio. Dio ha visto, si è dispiaciuto e ha agito per il bene dell'umanità facendo un patto nuovo con l'umanità, il nuovo patto in Cristo Gesù. Un Redentore verrà. Chi è questo Redentore? Gesù Cristo, amen. Cosa vuol dire il Redentore? Colui che ci riscatta, paga per comprarci. Amen. Cosa ha pagato Gesù? Moneta, oro, argento? No. Ha pagato con il suo sangue. Altro che oro. Più prezioso dell'oro è il sangue di Gesù. Alleluia. Un Redentore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe che si convertiranno. Ancora una volta Dio chiama alla conversione. Cambiate atteggiamento. Conversione vuol dire cambiare verso. Questo non è il verso giusto, la tua direzione è sbagliata. Stai andando verso la morte eterna. C'è una nuova direzione. Ti porterà in cielo. In questa direzione c'è scritto: Gesù Cristo è il Signore. E ti indica il cielo. Amen. Gloria al Signore. Quindi un Redentore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe che si convertiranno dalla loro rivolta. Dice l'Eterno: quanto a me, dice l'Eterno, questo è il patto che io stabilirò con loro. Il mio spirito che riposa su di te e le mie parole. Sta parlando per Gesù. Lo Spirito di Dio riposa su di me. Ha letto Gesù in Isaia, vi ricordate? Alleluia, quando gli hanno dato un rotolo del libro da leggere. Lo Spirito di Dio è su di me. E quindi Dio dice: lo Spirito riposa su di te e le mie parole che ho messo nella tua bocca. Gesù annunciava la parola di Dio, no? Le parole che ho messo nella tua bocca non si allontaneranno mai dalla tua bocca. Gesù continua ancora a parlare. Né dalla bocca della tua discendenza. Noi siamo discendenza di Cristo. Siamo quella nuova progenie, in Cristo. Gloria a Dio. La sua parola è in noi. Gesù continua a parlare. Mentre predichiamo, leggiamo la parola, Lui sta parlando. E ancora dalla discendenza della tua discendenza. Ancora. Nessuno potrà mai fermare la parola di Dio. Molti ci hanno provato, sapete, ai tempi del fascismo che aveva una Bibbia
era reato. E mandavano i soldati a casa, i nostri fratelli. Avete la Bibbia? No, non ce l'abbiamo. Avete la Bibbia? Tiravano fuori e trovavano la Bibbia. Le mettevano fuori in strada e li davano a fuoco. Ancora oggi è il libro più letto, più conosciuto, più venduto. Amen? Più letto. Alleluia, cielo e terra passeranno, ma non la mia parola, ha detto Gesù. Nessuno potrà mai fermare la parola di Dio. Alleluia, gloria al Signore. Nonostante quello che noi siamo, Dio ci ama. Amen. Amen. Alleluia. Qualcuno dirà, vabbè, ma non siamo come quelli descritti da Isaia. Non lo so quello che sono, non lo so il Signore. So solo una cosa: quando sono alla presenza di Dio mi viene spontaneo dire: Signore, abbi pietà di me e perdona i miei peccati. Alleluia. Ma per incoraggiarci voglio leggere insieme a voi il Salmo 46. Alleluia. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Amen? Amen. Concorda questo verso con il primo verso che abbiamo letto. La mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né l'orecchio di Dio è troppo duro per ascoltare le preghiere, perché Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò noi non temiamo, i credenti. Chi ha fede nel Signore può dire: perciò noi non temiamo, io non temo. Anche quando la terra è sconvolta, quando i monti sono smossi in mezzo ai mari, quando le acque del mare rumoreggiano e schiumano e per il loro gonfiarsi fanno tremare i monti, c'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. E questo fiume chi potrebbe essere? Chi è il fiume di acqua viva? Gesù. C'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio è in mezzo a lei. Essa non sarà mai smossa. Amen? Dio la soccorrerà allo schiarire del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni si commuovono, egli fa udire la sua voce, la terra si strugge. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro alto rifugio. Venite, guardate le opere dell'Eterno, il quale compie sulla terra cose stupende. Amen. Grazie, Signore, che ancora oggi fai cose meravigliose. Egli fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi e spezza le lance, arde i carri nel fuoco. Fermatevi, egli dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro alto rifugio. E questo sia il nostro pensiero, la nostra convinzione. Amen. Nelle difficoltà e nei momenti difficili della nostra vita, ricordati sempre, il braccio dell'Eterno non è troppo corto per salvare. Nel suo orecchio chiuso, duro, per non ascoltare la tua e la mia preghiera. Ma possiamo dire: il Dio di Giacobbe è il nostro alto rifugio. Amen? Amen. Alleluia, a Dio sia la lode e la gloria. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo ringraziare il Signore.